L'ecoturismo sta migliorando sempre di più, è sempre in crescita, abbiamo fatto l'ippovia, questa sarà una delle zone che verrà sicuramente collegata all'ippovia che è dell'area interna isicana. Questo territorio della padrona noi abbiamo, grazie all'Opera a Mare del presidente Antonio Doricella, che ha organizzato questa escursione. Sono stato in prima fila a guidare questi ragazzi che vengono dai paesi limitrofi, anche un po' più lontani, alla scoperta delle nostre bellezze naturalistiche, soprattutto qua a Torre Salsa. Spettacolare, ci siamo riusciti, abbiamo lavorato tantissimo per fare questa manifestazione. Abbiamo scelto di farla in pochi in modo tale da poter governare questo percorso in una maniera tranquilla e impegnandoci tutto personalmente. È bello dividere questo momento assieme agli altri dell'associazione, di altre associazioni che abbiamo qua. Ringrazio il sindaco di Montallegro che sta facendo di tutto per poter dare uno sviluppo a questo territorio, un territorio che è da scoprire, un territorio che è incantevole, splendido, è la fine del mondo. Poi siamo in una risorsa naturale di Torre Salsa, qua siamo precisamente a Fungitelli, un percorso disegnato dove attacchiamo i nostri cavalli, quindi grazie di tutti a quelli che ci hanno aiutato a fare questo percorso, a fare questa manifestazione. Bisogna fare un plauso al sindaco di Siculiana che in questa riserva già ha provveduto a fare una sistemazione per il futuro per i cavalli, attrezzare per una sosta per il cavallo e fare un percorso per i cavalli che è molto importante per lo sviluppo del nostro territorio. Complimenti sindaco di Siculiana. È un bellissimo percorso, soprattutto stare tra mare e cavalli, il sogno della vita. Grazie a Giuseppe Manzone ho iniziato a cavalcare. E quando ho iniziato a cavalcare la prima volta è stata un'emozione immensa. A 8 anni ho iniziato a fare equitazione a Villafranca. Mio papà mi ha comprato un cavallo che si chiamava Nuvola. E poi quando sono diventata più grande mi ha comprato Moilena. Questa passione al cavallo mi è piaciuta perché mio zio aveva sempre cavalli. Io sono nata e mi hanno messo subito sul cavallo. Sempre presente. Ringraziamo l'associazione L'Opera a Mare, siamo disposti a organizzare qualsiasi escursione per ingrandire quanto riguarda la nuova ippovia e volevo anche ringraziare la presenza del nostro sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, e spero di non aver dimenticato nessuno per quanto riguarda i ringraziamenti. È uno sport meraviglioso, non tanti lo capiscono, ma esce a vista d'occhio, grazie a Dio. Chi ha la possibilità di avvicinarsi per una volta è come una droga. Cosa si può fare? Si può fare, ne approfitto per dire che c'è un istruttore molto professionale, si chiama Sandro Ceccarelli, che è il cuore dell'azienda. Si può fare di tutto con il cavallo, passo, trotto, galoppo, salti, ostacoli principalmente, ippoterapia che è molto in crescita, abbiamo tanti risultati e sono i ragazzi che pagano a noi con i loro risultati. E poi le passeggiate che è il nostro sport.